Eccoci qua, pronti a dominare. Vai che ci siamo. Ok. Ai ai ai. Mamma mia che stancotto che è il cume. Aspetta qua, già i vaneggi, già si comincia con i vaneggi della chat, molto bene. Oh, c'è già gente. Allora, ciao Cristian, ciao De Maz, ciao Giovanni, ciao Fabio, ciao Luigi, ciao Nicola, ciao Andrea, ciao Cristian, ciao Ermin, ciao Umberto. Sempre i soliti. Ciao Michael Battistin, ciao Ramaglion Official Channel e ciao, ecco il Perossa. Se sei il Perossa sono già più tranquillo, ragazzi. Perché me lo godo il Perossa. Ai ai ai. Oggi ragazzi dobbiamo assolutamente riscattare la prestazione. Ciao Darkstar, ciao Andrea Salvo, ciao Erika Verdber, ciao Dead, ciao Federico Tomè, ciao Marco Bellini, me lo godo il Bellini, ciao Lorenzo Salvini, ciao Franci Lol, Francis Ford Coppola, Francesco Borgia, Amedeo Doni, Jack Mara, Matteo Patrian, Maurizio Michelotto, Oroni, Fabio Primofiore, Tinkoff, anche lui me lo godo, e Dead Soul. Mi godo le vecchissime guardie, chiaramente me le devo godere un po'. E ne sta nell'Statuto Comendiano, pagina 377. Cominciamo con le cagate subito, mi sembra un buon modo di cominciare la diretta. Ciao il buon Poleiman, altra persona che mi godo, ciao Stefanek, ciao Pierluigi Perretti, Emanuele Tarasconi, ma non capisco più un cazzo, Matteo Monti, Nicola Petruzzelli, Alessandro Tomasoni, Andrea Bonomo salutato. Volevo andare all'Atalanta, ragazzo. Ok, siamo già in 41. Ragazzi, scusate per il ritardo, ma sono arrivato da 20 minuti, ho mangiato di corsa e ho detto no, devo assolutamente giocare a PES, adesso mi rilasso un po' dopo una giornata lavorativa. Ok. Ragazzi, la situazione è un po' disperata. 2 gol in 102 match. Cioè, vediamo un attimo. Menu giocatore, statistiche carriera sono un po' vergognose. 20 partite giocate, solo 2 gol e nessun assist. Ciao Serni DJ. Io voglio andare all'Atalanta, ragazzi. Questa è la trattativa in corso. Atalanta, trattativa in corso. Gasperini, guarda che bell'uomo, sinceramente. Speriamo. Va bene. Possiamo partire. Prossima partita. Crotone Lazio. Dai Cume che possiamo fare qualcosa di buono. Mori stavolta è diverso. Umberto Cornacchia. Hai ragione, la scommessa su Formula 1. Meglio di Osvaldo. Ciao Samuel, Danny Rose 7. Oggi vogliamo più gol, ragazzi, dopo le delusioni di ieri, veramente delusioni un po' brutte. Subito il Cume parte con un tacco, il tacco fenomenale del Cume. Subito fallo, così. Subito fallo. Vai Cumendone. E si parte subito alla grande, ci distendiamo molto bene. Attenzione il Cume! Mamma mia, subito fuori di tanto, però dai, il Cume c'è. Il signor Cume c'è. Le patatine purtroppo no, Emanuele Trascone. Le patatine preferiscono altri giochi. Ah sì ragazzi, devo ancora guardarlo. Hanno fatto sul canale di Poleman, c'è un video dedicato al Cume, quindi ragazzi guardatelo perché Poleman è un po' il porco della situazione, quindi insomma è uno delle vecchissimissima guardia. Proprio attenzione Luis Alberto, mamma mia. Vabbè, siamo già quasi in 60, cazzo. Ciao Lorenzo Perra. Keita, attenzione Keita, la Lazio è una buonissima squadra chiaramente, ma io voglio l'Atalanta. No, dai, che lento. Biglia. Attenzione Felipe Anderson, offside. Speriamo per i gol, speriamo. Siamo già in 63 ragazzi, PES sempre un gioco incredibile. PES e il Cume sono un binomio incredibile. Radu. Attenzione, mamma mia, per poco il Cume fregava tutti, mamma mia, peccato. Dai ragazzuoli. Rimessa per noi, dai che va bene. Rocco mi segue dal 2013, grande, anche lui dello Zoccolo Duro, però non mi ricordo il nome forse, o forse avevi un altro nome, non lo so. Di solito i nomi dello Zoccolo Duro me li ricordo. Non perderla, bravissimo. Dai Cume. Proprio il Cume non riesce a dribblare manco per sbaglio. Questo è un grosso problema, ragazzi. Ciao Loremaz, ciao Ale04.
C'è 9 minuti sempre 0-0. No, no, vedi, questo è il problema, proprio che è più lento del solito, non c'è niente da fare. Vuole il Cume e Toriel, magari Luis Alberto e c'è il gol, incredibile. Ma questo Crotone veramente... Anche la deviazione, ragazzi, qua il portiere poteva fare decisamente meglio. La prima serie su MotoGP, qualcosa di epicus. E si parte subito con un gol subito, molto bene. Dai, Fioi. Ragazzi, ho bisogno del supporto, raga, e speriamo nell'Atalanta. L'Atalanta può far crescere bene un giovane come il Cume. Ok, passaggio un po' così, però è andata. Niente da fare. Felipe Anderson. Diciamo dai 70, vi ringrazio tutti. Occhio, mamma mia. Bravi, dai che andiamo, dai distendiamoci, cazzo. Buono, questo non è un brutto passaggio. Il Cume cerca di... Dai, madonna, meno male che recuperiamo, un po' fortunati finalmente. È fuori, madonna, ma che scarpone trotta. Ma è la coppia ignorante Petagna. No, vabbè, ma gioca o Petagna o Veneziano, chiaramente. Se non possiamo giocare insieme, cioè... Due bestioni in attacco, impossibile, raga, dai. Cioè, è chiaro che Gasperini se fa sta stronzata, cioè, veramente lo mando a fare in culo. Però 4-8 ha fatto un errore. Dai ragazzoli, dobbiamo impegnarci, se no non arrivano le offerte. Stiamo a Crotone a vita. Grandissimo attacco del veneziano. Questa è una buona azione, questa è buona, non sprechiamola, cazzo. Niente, non me la passano mai giusta, non me la passano mai giusta. Gomez, ecco, il Papo Cume, signori, il Papo Cume, allora me la godo. Il Papo Cume è una bellissima coppia. Insomma, l'Atalanta è una bella squadra, raga, cioè... Poi qua ancora Gagliardini, Caldara, che sì, cioè che sboccia. Ciao Fabio, primo fiore ho salutato, mi sembra, non mi ricordo. Occhio, Keita, gol. Basta. Sì, Andrea Persiani me lo ricordo, sì, me lo ricordo, Andreone. Niente, comunque, questo Crotone proprio non c'è. Devo cercare di fare bene a livello singolo, ma se no veramente potrei tentare di andare in Serie B, però è un azzardo, cioè... Devo andare nella prima della Serie B. Se no, no, se no non mi spreco neanche. È un passo indietro, però ho anche 18 anni. Felipe Anderson. Felipe se ne va. Cosa penso di Gardini che è un buon giocatore, veramente. E dovevamo comprarlo noi, invece tutti gli altri comprano. Cioè, Inter, Juve, Milan non comprano un cazzo di nessuno. Dai, speriamo nei cinesi, fai. Occhio, bravi. Il Cume non riesce a saltare un uomo neanche... Vara, anche qua fallo almeno, manco mai. Dai, almeno un golletto del Cume, non mi interessa della squadra, perché veramente siamo pietosi. Bravissimo, questo è bello, questo è buono. Mettile in mezzo Cume, per nessuno. Come si chiama la patch? Smoke patch, una roba del genere. Ma non me la passano, perché non me la passi raso te? Guarda che roba, adesso lo ammazzo. Vaffanculo, buttami fuori. Buttami fuori, mi interessa un cazzo. Guarda come, guarda che faccia! Guarda che fermo immagine. Forse hai ragione Persiani, forse hai ragione, però d'altronde... Ok, mi ho fatto veramente, me ne vado, provo ad andare in Serie B, ragazzi. Non andiamo fuori, se no.
Vaffanculo. Ha fatto che più tiri in poi lui 2 tiri, 2 gol, cazzo. Sto Crotone mi ha deluso, non pensavo così scarso. Sapevo che era difficile, però cazzo. Adesso vediamo la SPAL come va. Adesso vediamo, ragazzi. La SPAL sì, sicuramente è una squadra storica, bella. Dai, speriamo di andare via da sto scempio. Me la vado anche all'ultimo della Serie B, guarda. Veramente un'esperienza negativa il Crotone proprio. Va il Verona e vediamo. Ero già andato al Verona più che. Allora, l'arbitro che. Questa è una bella cosa. Ciao Daniel Andrew Mayweather, ciao Stefano Longobardi, ciao Luca Kozlovic. Speriamo sia l'ultima partita col Crotone, non ne posso più, fioi. 2-0, altra sconfitta. La Lazio esulta, il Crotone scende ormai in zona retrocessione. Ciao Nabil Safa. La veneziana che si dispera. Erano partiti bene anche con una bella azione subito, dopo però il baratro più totale. Dai Gasperini, portami con te, cazzo, portami su una stella, Gasp. L'Atalanta, ecco, la fatalità è l'Atalanta da 9 è scesa 11ª, bene. Porca puttana. Però è una squadra giovane, una squadra con giocatori veloci. Jonathan, attenzione. Era chiaro, ma andate a fare in culo, va. Allora. Era chiaro, cioè non abbiamo. Andiamo a vedere la Serie B. Ciao Mark, tutto games. Allora, Italia. Serie B, classifica. Verona, Frosinone, Carpi. La spalla c'è ottava. Oh, proviamo sì che il Verona non trova spazio, però quello è il discorso. Proviamo, dai. Proviamo. Serie B, possiamo provare per sicurezza. Verona e Bari per i fasti. Dai, proviamo Verona e Bari in Serie B. Grande Francesco Mauro. E in Serie A l'Atalanta non mi ha voluto. Allora, sì, però le altre insomma non è che cambia tanto. Ma posso provare. Ora provo Sassuolo così. Non so se posso provarne 3-4 consecutive. Vediamo. Allora, trattative. Allora, richiesta trasferimento. Allora, cominciamo. Prima scelta sicuramente Hellas Verona. Veneziana Verona si può stare, dai. Ha una sola squadra per volta, cazzo. Porca puttana. Vai là, Ascoli Picchio. Al Verona, Bari. Pure Ascoli. Ciao Tom Redaelli. Ciao Jacopo Gasperini. No, provo Verona però perché la prima sinceramente è più interessante. 108, mamma mia, è spaventoso, porca puttana. So, voglio dare una squadra che sicuramente è forte. Vai, Cagliari Crotone intanto. Ciao Mattia Paradisi. Tanto cerchiamo di far bene, però cazzo, una trattativa per volta, che domaroni, oh. Ciao Eddie Boss. Siamo contro Boriello, 2 bomber di razza, fioi. Live su Fly Simulator è appena possibile, ci sarà anche un video non in live, però proprio voglio giocare a Fly. Vai dall'R Motion del Neri. No, ma nella Serie A non mi vuole nessuno, sono troppo scarso purtroppo. Troppi pochi gol, un attaccante con 2 gol in 21 partite, cioè è vergognoso onestamente. Attenzione, subito, come segnamela! Non ci credo, che errore di merda. Qua ho sbagliato solo io, fioi. Troppa paura, non sono freddo, sono teso, fioi. Troppi errori, troppi problemi. Porco due, potevo segnare subito. Vabbè, calma. Ciao Andrea Lezza. Mamma mia, che erroraccio. Ciao ragazzi, Farias. Già si incazzano purtroppo qua. Ciao Trollix.
Errore mio, ragazzi, errore mio purtroppo. La Mary... Ed è subito gol del Genoa, incredibile. Ormai prendiamo anche sempre gol. Ma neanche la voglio guardare, è incredibile, dai, pazzesco. Ciao Trollix03, già salutato. Non bestemmiamo però, dai, cerchiamo di stare corretti. Da possibile gol nostro a gol del Cagliari, incredibile proprio. Veramente il baratro più totale, fioi. Mamma, sto crotone. Ah, è vero, c'è la Master stasera, è vero, lo so, però, PES e PES. Mamma mia, ragazzi, cioè, siamo nelle grandissime imprese di fare peggio della live di ieri. Guarda che passaggio di merda. Mamma mia, ragazzi, me la vado anche veramente al prosesto, fioi. E poi nessuno mi ha fatto un'offerta, quindi sono io che sto richiedendo. Cioè, vuol dire che proprio nessuno mi vuole, giustamente. Vale, rimpallo anche sfavorevole, che sfiga. Dai, crediamoci, dai, crediamoci. Spondona comendiana, chiaramente quando serve non la faccio. Boriello, il Bore. Spondona comendiana molto buona, finalmente. Bella questa, peccato, va bene. Dai, crediamo. Dai, un bel calcio d'angolo che di testa sono... Ah, non è calcio d'angolo. Ah, bene. Di testa il Cume e non me lo dà il fallo. Beh, però cazzo, non posso, non mi fanno delle gomitate, raga. Cioè, veramente mi ammazzano, Niente, questo è il problema, che non riesco a dribblare. Non capisco sinceramente. Ciao Nicola Rocchi. Ciao Mugni, arrabbia. Ah, ma Dio... Madonna, cominciamo subito. Voglio andare a vedere il crotone a tutti i costi, cazzo. Non può andare peggio di così, porca mignotta. Però non dribblo, sono proprio lentissimo. Il Cume, buon lancio, forse è lungo, sì. Purtroppo è lungo. Fallo non fischiato ancora, incredibile. E vai, scappano. Ciao Regio. Ciao Fabio Giannitelli. Incredibile, non mi fischiano. 120 signori, 120 pazzi che mi seguono, incredibile. Grazie ragazzi, grazie a tutti, veramente. Non ho parole. Vedi, faccio una cosa. Attenzione il Cume, di rabbia come una volta, peccato. Peccato, ogni tanto si vede la classe del Cume, perché guardatevi i video precedenti dei PES scorsi, ragazzi, cioè, con Leeds United, col Bari, ho fatto un gol al volo, mi ricordo una roba all'ultimo secondo dello spareggio, non mi ricordo, una roba grande proprio. Ciao Marco Rosso. Vai il Bore, attenzione al Bore. Buono, dai, Beni, questa può essere decente come azione. Ma perché me la passa? Anche così me la passano male. Era impossibile sbagliarlo, Dio Cristo. Era impossibile sbagliarla. Anche questa sono riuscito a sbagliare, Dio Christiansen. Ciao Davide Carpani. Me ne voglio andare, fioi. Ciao Matteo Rizzoni. Mocco 88. Ah beh, provo Bari, S Verona, Serie A non mi vuole nessuno, è sicuro, cioè, ma onestamente è anche giusto, bello di petto qua, qualcosa di carino lo fa il Cume ogni tanto. Questa è bella, questa è bella! Niente, di sinistro chiaramente indegno. Qualche occasione c'è stata, ma non basta. Sono tutte occasioni comunque sporche. A parte la prima che era bella.
È meglio come allenatore del Venezia. Il veneziano esce ancora, basta. Ormai si è inclinato il rapporto con quel coglione di Nicola. Con quella mezza pippa di Nicola. Infatti il Cume, mamma mia, brutte scene che le telecamere di Sky hanno ripreso un Cume che proprio bestemmia contro Nicola e ha detto sei un biondo gay di merda, scusate, ma niente contro chiaramente i gay, ma è proprio non per offendere i gay ma per offendere Nicola, anzi abbiamo offeso gli omosessuali con questa cosa, perché veramente Nicola mi fa schifo, mi ha levato solo perché è invidioso del mio pacco, vabbè. Va bene, va bene, va bene, va bene. Mamma mia, Nicola è proprio una cosa spregevole, Nicola. Indegno. Attenzione, come butta anche una bottiglietta rosso Nicola. Signori Nicola ha un trauma cranico per Nicola. Ai ai ai. Ciao Mant Ronaldo il migliore. Aspetta, andiamo veloci però perché non sono neanche rotti i coglioni. Sì, brutta scena in panca ragazzi. Il Cume penso che è stato radiato dalla squadra ragazzi. Mamma mia, guarda, guarda. Mi fai morire. 125, grazie ragazzi. Corre troppo, fai miracoli così a caso. Boriello, mamma il Bori. Mamma mia, che brutta scena del Cume però. Brutta immagine di sport questa ragazzi, qui. Santeria. Ciao Rob Girardi. Sclero del Cume. Mamma mia, veramente un Cume che sicuramente ha finito con la maglia del Crotone. Brutto epilogo, veramente. Brutto epilogo. Sì, qualcosa di veramente orrendo, signori. Infatti il Crotone scende all'ultimo posto. Non siamo mai stati ultimi, basta. Cume ha finito. Vogliamo il labiale. E allora, no, adesso ragazzi si skippa perché non posso più giocare. Radiato, adesso dai, Verona ti prego. Adesso magari ha vinto il Crotone, perde ancora, basta. Il Crotone, Nicola, vai a fare in culo. Nicola, ciao, amore. Ciao piccolo Nicola. Ciao Nicola. C'è uno che si chiama Nicola, come è veramente ridicolo. Ti prego, andiamo al Verona. Sì. Si va a Verona, signori, si va a Verona. Si va a Verona in Serie B con tanta umiltà. Hellas Verona. Contratto. Vai, non voglio che vedere niente. Vai, vai. Accordo di contratto, va benissimo. Vediamo il loro schema di gioco. Ok. Quindi sarà una sfida con Pazzini. Sicuramente sarà dura beccare il titolare, però... Ok, è una buona squadra comunque. Il Cume vecchi tempi, ragazzi. Torniamo da dove è cominciato tutto, ragazzi. Dal Verona, perché è là che è iniziata la carriera. Sì, tutti che bruciano la maglia di veneziano. E si va in Serie B contro il Trapani. Nell'intervista il Cume ha dichiarato Nicola, un uomo che non è un uomo. Sì, Nicola è una merda, signori. Cioè, questo è chiaro. Nel senso, è brutto da dire, ma Nicola è un uomo, un pessimo uomo. Eccolo qua, guardatelo, signori. Guardatelo, un porco, il Cume. Vai. Adesso non giocherò mai, probabilmente. Infatti, e il Verona vince 4-1, anche se non gioco, bene. Adesso vediamo quando sarò convocato. Ma è chiaro, sono appena arrivato, adesso ci vorrà un po' di tempo per... Ragazzi, scusate un attimo, piccolo lapsus molto grave. Chi c'è Verona adesso? Mamma mia, no, un lapsus proprio... Oh madonna. Ho un lapsus... Che cazzo? No, Fio, ma perché questo panico, Fio? Il panico cubendiano. Contro la Spezia. Ciao Adriano Lucaselli. Perché ste robe, Fio? Molto grave, Ah, pecchia, ecco, madonna. Mamma mia. Mamma mia, scusate ragazzi, momento di panico. Vai. Vabbè, partiamo capitano addirittura. Cioè, no ragazzi, Pecchia lo amo. Cioè, prima partita già capitano. Infatti in una recente intervista Pecchia ha affermato questo può diventare il nuovo Ruud van Nistelrooy. Speriamo ragazzi. Speriamo. Vai. Debutto con la maglia del Verona ragazzi, un veneziano a Verona.
e vediamo se invertiamo il trend che in Serie A ci ha portato solo 2 gol. Attenzione al Cume. Il Cume torna alle origini. Se non va bene, se anche qua andiamo male, fiori soccazzi. Verona è primo in strafuga, eh. Ciao Nick C. Siamo di gran lunga la squadra più forte della categoria. Il Cume prova subito un tiro. Para Chichizola. E subito Pecchia ci ha visto lungo, ragazzi, sì. Subito capitano. Pecchia, questo può diventare Rud, fioi. Io mi sono sempre un po' ispirato a Van Nistelrooy, sì, chiaramente non la stessa maniera, se non sarei qua adesso, ragazzi, però diciamo che come punta è la mia punta modello, ecco. Un po' Tony, un po' Rud, un po' Inzaghi. Devo un po' affinare il tiro. Sì, volevo fare un po' di tiri. Il Cume già che sta tirando da destra e manca, sa 2 tiri in 10 minuti. Nel Crotone l'ho fatto in 30 anni. Ora il Verona è quotato per la Lega Pro, grazie ragazzi. Vabbè, se non arriviamo primi, cioè veramente giochiamo a Giulia che passione, eh. Siamo al numero 95. Vabbè, se teniamo sto numero, tanta umiltà ragazzi. Ecco, bene. Ma potevo passarla. Ho subito voglia del cazzo, il mister mi ha dato il ruolo di capitano, fiori. Cioè, ha levato Pazzini per mettermi subito, cioè... Voglio ripagarlo con un gol, o quantomeno con una gran prestazione. Con un assist, con qualcosa, insomma. Già tocco molti più palloni, però, eh. Però anche qua, vedi, cioè, purtroppo non dribblo. Però guarda come giochiamo bene, però, guarda che Verona, cioè. Quanto me lo godo sto Verona. Me lo godo già, adesso arriviamo ultimi, però me lo godo. Bellissima qua, bellissima questa. Bellissima anche questa! Mamma, fuori di niente! Signori, si comincia a intravedere qualcosa, eh? Si comincia a intravedere qualcosa. Cominciamo a intravedere qualcosa, ragazzi. Nenè. Ciao, Anthony03. Mamma mia, che rinvio di merda! Che rinvio di merda! Mamma mia. Signori che cume, eccola qua, la tipica frase, il signori che cume. Ancora presto, però qualcosa cominciamo a intravederla, raga. Pian pianino. Tanto la cosa bella è non avere più Nicola tra i coglioni. Mamma mia che rincoglionito d'uomo, fioi. Beh, Pecchia è un idolo, Pecchia è già capitano, cioè ciao. Cume una testa calda, però granoce, granoce. Anche in realtà il Cume purtroppo una testa no calda di più, un pazzo. Vai. Questa può essere interessante, ma la velocità purtroppo che sono a Verona non cambia, sempre lento sono. Però l'umiltà del Cume di andare in B, ragazzi, è veramente una cosa importante. Niente, so i dribbling, mi manca il dribbling. Vogliamo il Cume meritava il gol. 126 ragazzi, mamma mia, siete incredibili. Vai. Sponda veramente cattiva questa, molto ignorante, bravi, dai che andiamo. Occhio. Mamma che missile! Non siamo neanche fortunatissimi, un po' troppo centrale forse. Però in una partita ho tirato più che in 22 partite col Crotone. Con calma, raga, con calma, il gol adesso arriva. No, qua non devo stare in attacco, non devo stare in punta centrale, se no non faccio niente. Ai play out, ragazzi, ci hanno vinto 4-1 l'ultima partita, arriviamo noi 0-0, che bello. Dai, ragazzi, dai. Già polemiche per il Cume, vuole la palla, 133, mamma mia. Bravo. Vedi. Sistemiamo un attimo il dribbling, che mi sto allenando chiaramente velocità e dribbling a cannone. E siamo a posto. Il problema è che le partite vanno avanti. Adesso mette Pazzini, chiaramente. Pazzini veramente sarà incazzato nero, eh.
Questa è bella. Mamma mia, fuori di niente. Certo che veramente la fortuna non è dalla nostra parte, però, Stop e palla persa, sì, questo è un po', diciamo, il nostro... diciamo, la nostra frase principale di queste partite, vero? Di questa stagione. Sì, ciao ragazzi, di questa prima stagione. Ma non può piovere per sempre. Ultima sponda anche qua. Però intanto non riusciamo a vincere, la puttana miseria. Mi porto dietro la maledizione del Dortmund. Può essere, può essere. Ma perché devo andare io e devo stancarmi per il cazzo? Vabbè, l'ho presa per fortuna. Dai, dai, un po' di pressing, 78esimo. Niente, 0-0. Bene, bel inizio. Sì, la Leotta parla di me, ecco, quello sicuramente. Quello è già buono. Beh, la Leotta ha già detto, il Cumendone, pochi gol, ma tanto pacco. Cioè, questo bisogna anche accettarlo, però, No, ma anche gli stop mi sbagliano, la prima in classifica. Oddio. Cazzo, il mister mi tiene forse, 140. Il mister mi tiene, ragazzi, è incredibile. Cioè, Pecchia mi ama, probabilmente. Certo che è pazzesco, però arrivo io, allora la squadra, non riusciamo a vincere. Adesso perdiamo, guarda che la perdiamo. Guarda. Mamma mia. Bella questa, molto bella. Calcio d'angolo. Il tempo, no, ma il tempo, ho sempre tenuto sto tempo qua, sinceramente. Ma che cazzo di cross è? Vai come? Non ci credo su... vabbè, però siamo impegolati allora. Ma è incredibile, è incredibile. È fuori. No, non le sto provando tutte. Le sto provando tutte. 0-0. E vai che si comincia bene. Mai fatto 0-0 al Verona, arrivo io 0-0. Attenzione, già striscione da parte di tifosi della Sverone. Cume, sei simpatico, ma che cazzo, non avevo mai pareggiato in 30 anni di... Guarda, siamo secondi! Siamo già secondi! No, vabbè, cioè, ragazzi, vabbè. Non ho parole. Non ho parole. Verona Salernitana, cioè, ma che sboro, siamo già secondi. Siamo già secondi. No, vabbè, ma io me ne vado. Ciao Riccardo Verdi, io sono nero dalla rabbia. No, non ho parole, è vero? Ecco, sono già incazzati. Nicola sta godendo, calma Nicola, gran calma. L'Hellas già non è più prima, no, però questa è altro che diventa un figa, diventa un porco, Sofio, ecco, debutto al Bente Godi, perché si gode, beh, cazzo è il mio stadio questo, cioè. Dai. Ricordiamo che quello Verona ha fatto pagine indimenticabili. Subito il Cume. Ecco, bellissimo cross del Cume, degno di nota subito. Dai Cume, ma che cazzo, però un rimpallo a favore un po' di culo, niente da fare, oh. Niente da fare. In casa però bisogna vincerla questa, Cioè, non siamo già primi, raga. Dai, cazzo, per la diletta. Guarda i rimbambiti, sono già ubriachi. Questo è un bel passaggio! Non ci credo, neanche l'assist! Ma neanche l'assist! Ma puttana miseria, oh. Ho fatto un passaggio incredibile, ma è pazzesco. È pazzesco, Beppe, è pazzesco. Bel passaggio. Incredibile, incredibile. Incredibile. Penso che cioè, un momento così
Nella realtà penso che ammazzavo qualcuno in campo, sicuramente. Ero in fuorigioco anche per parlare. Sì, è vero, sono come quello da Longobarda, veramente. Cioè, ma che palo ha preso il mio giocatore? Fallo, non fischiato. Guarda, Torello, il Barcellona. Sì, vabbè, però. Cioè, io amo PES, questa è la nostra serie, però vedere ste robe è un po' ridicolo, però, eh. Sti passaggetti qua del trap, della Salernitana, cioè. Grande Mirko. E adesso cominciano le 20 0-0 consecutivi. Eccoli qua. Vabbè, però se è così, veramente, cioè, non so cosa posso fare, sinceramente. Sono già stanco. Ho corso 2 secondi. Boh, va bene. Niente, niente. Dai, ragazzi, sono già depresso, Fio. Alla seconda partita. Dai, Cuendino. Niente, ma una sponda per me mai. Presentazione. Adesso dobbiamo puntare alla salvezza. Dai, pressiamoli che magari sbagliano. Niente. Ma sì, ma cioè, però adesso veramente con il cuore ve lo chiedo. Cosa posso fare? Cioè, perché veramente non la toccano mai. Cioè, siamo primi in classe secondi adesso e sti qua fanno Torello. Cioè, mi sembra un po' ridicolo. Cioè, dai, siamo sinceri, perché cioè, non è veramente possibile. No, no, ve lo sto domandando con il cuore, veramente, perché cioè, non è che uno disimpara a giocare in un secondo, ma non posso fare nulla. Cioè, peccato, Verona era inassicuro, adesso è tutto da vedere. Spero che l'inizio stagione qua prosegue da un po'. Ronaldo, fei. Cristianino, sei Cristianino. Occhio, che lo prendiamo? Mamma mia. Mamma mia. No, guarda, non ho parole. Do not parole, signori, do not parole. Oh, proprio sta stagione qua, la prima stagione deve essere per forza impossibile, perché a sto punto cioè, le penso tutte, perché esploriamo anche le abilità. Mamma mia, grazie portiere. Cioè Salernitana, mai fatto un cazzo, arriva contro di me, arrivo io. Vabbè. Poi mi ritiro veramente dal calcio giocato, eh. Questo è un buon contropiede. Guarda che lento! Fuori gioco. Me l'aveva anche parata. Mamma mia. Non so più cosa fare, ragazzi. Ho paura di tenere la palla. È impressionante. Ho provato una giocata difficile. Vabbè. Cerco di non correre neanche, sono già distrutto. Occhio. Eccolo qua, Donnarumma. Boom! Madonna, un portiere, ragazzi. Il nuovo Buffon. Altro che Donnarumma. Non l'avevo neanche chiamata, era chiaro che non dovevi darmela a clava, vabbè, però. Cioè, ragazzi, veramente chiudo tutto, perché mi sono rotti i coglioni. Cioè, addirittura i giocatori me la passano nel momento sbagliato. Cioè, non so. Oh, non mi leva mai per il momento, eh. Cioè, veramente Pecchia mi ama, eh. Pecchia vuole il mio corpo, signore.
Vai come? Mamma mia. Questa ci credevo, non so perché ci credevo questa. Ma che passaggio è? No, vabbè. Ho capito che è stanco, però mai visto in un campo di serie neanche C sta roba? Boh. Sono un po' deluso in sé, no? Cioè, non capisco sinceramente perché ci sono queste dinamiche. Stanno, cioè... non capisco sinceramente. Cioè, mai è successo roba del genere al primo anno, eh. Sono in Serie B, cazzo, adesso. Sì, sì, nato 0-0. Che Pazzini non esiste più, veramente. Non entra più, ragazzi! Vabbè, non metti la programma la doppia punta. No, basta, Pecchia vede solo il cume ormai. No, vabbè, però, ripeto, cosa posso fare se fanno sti passaggi? No, ve lo chiedo perché sono abbastanza... Questo è finalmente qualcosa di decente del cume. Niente, proprio, è solo che stanco. Ma è di una lentezza disarmante. Dati all'ippica, sì, hai ragione. Niente, il cume rimane, il cume rimane. Già questo mi piace comunque. Neanche di testa proprio, cioè zero proprio. Niente, tutti i rimpalli sfavorevoli, cioè, boh, non lo so. Non lo so, raga, non lo so. Qualcuno fa una buona cosa. Ma perché? No, vabbè, ma non è che detto di tirare il cumulativo. Ho tratto il cumulativo come negli anni, come in Spro 98, se non lo so. Ciao Franz Holland. È un miracolo che veramente non ho tirato giù ancora tutti i santi del vaffanculo. Sì, sì, 0-0, sì, ma è reale, no? Ve lo chiedo, è reale, no? Perché, cioè, ripeto, PES è il nostro PES, quindi è più i ricordi e tutto. Ma, ripeto, che te voi sei normale? Non lo so. Sono sconvolto, sono sconvolto. Sono sconvolto, non è che hanno pareggiato anche gli altri, ma... C'è il Pisa, cioè, non so che dire. Adesso voglio vedere il titolare. Sì, sì, per Pecchi ormai sono inamovibile. Ma quanti gol? Database. Cioè, Pazzini, quanto ha segnato? Pazzini, 9 gol. Luppi 6. Cioè, ma puttana miseria. Adesso mette solo il cume. Adesso vediamo le abilità. Allenamento. Adesso è... Allora, facciamo così. Il tiro è già buono. Dribbling 6-6. Passaggio perimetro, freghiamocene. Preparazione fisica. Tanto il tiro comunque posso farlo io, però... Ma vediamo un attimo. Ma dove sono le mie statistiche? Ok. Cioè, porca puttana, vediamo allora. I passaggi, beh, facciamo schifo. Velocità 71, potenza di rompente 77. Cioè, guarda, fisicamente sono una bestia. Cioè, cazzo, non capisco sinceramente. Ho capito che non sono veloce, però devo compensare con la potenza. Non capisco sinceramente. Ci si è raccomandato veramente. La Leotta nell'ultimo Serie B si è espressa a favore del Cume, ragazzi. Non segna, ma quanto è porco però. Questo è vero. Vai. Vai Cume. Niente da fare. Vabbè, col Pisa lo 0-0 è d'obbligo. Eppure siete qua anche se le pareggiamo tutte, cioè veramente, siete dei no fenomeni di più, vi ringrazio tantissimo per le divertite insieme. Sta prima stagione va così, ho paura che proprio la prima stagione è nata male a sto punto, cioè... Adesso chiamiamola un po' di meno, magari il Verona sa cosa fare.
Cosa volevo fare qua? Niente, non riesco, niente, non so più cosa fare. Sono sincero, ragazzi, non so cosa fare. Non so che fare. Veramente una crisi mistica del Cume fuori gioco. Fuori gioco era comunque, eh? Attenzione al Cume! Il Cume! Sì, cazzo! Sì, cazzo! Io sto qui! Io sto qui! Io sto qui! Ed è tornato! Vaffancuore! 1-0. Forse era fuori gioco, però vabbè. Finalmente, cazzo, il bomber di razza. Eccolo il bomber. Eccolo il bomber. Boom! E bacia la Leotta. Questo è per la Leotta, fioi. E vaffancuore. Dai. Dai che è arrivato subito dal gol dopo solo 2 partite, meno male. Ormai ho finito lo scatto, però che cazzo. Il Cume la recupera come i vecchi tempi, va bene. Ancora che la recupera. Eccolo il Cume che vogliamo. Il Cume la mette in mezzo. Sì, è sulla folla, vai. Il Cume che con la grinta, la Gattusino. Ma come? Non è neanche calcio d'angolo, ma non ci credo, ma no, ma perché? Neanche rimessa, niente. E per la Leotta questo. Per la nostra Leottina. Attenzione, mamma mia cosa ha preso. Cosa ha preso, cosa ha preso. E intanto Nicola muto, Nicola. Mamma mia, sti errori no però. Niente, è proprio tutti che mi anticipano tantissimo. Stiamo giocando bene per oggi, tutti quanti. Mamma mia, ecco le quali azioni del Cume. Va bene, intanto tiriamo, facciamo cose buone, va bene, va benissimo. Siamo già stanchi però. Siamo già stanchi però. Fuori gioco, fuori gioco. Siamo già stanchissimi, cazzo. La forma fisica di un triceratopo in calore. Occhio, bruttissima questa Lores, Lores. Bravi, raga, bravi. 1-0, va bene. Ciao Marco Prevo. 151, mamma mia. Lazzari. Birindelli. Il Biri, fioi. Che è parente, il figlio. Meno 100 capelli per Nico. Ocio. Cerchiamo di non prenderlo, magari, grazie. No! Mamma mia. Ocio a gatto, ocio a gatto. Siamo un po' in affanno in questo inizio del secondo tempo, eh. Ok, bella rimessa del Cume. Mi sei piaciuto con le mani, Cume. Bellissima azione. Vai l'incornata della vita. Ma no, ma perché? Ma perché ste robe? Fallaccio, mamma che brutto. Mamma che brutto. Ma cos'è sta roba? Credo che si sparano di quei vaneggi. Ecco. Grazie Daniel Andrew. Grazie Andrew Mayweather. Un po' porco Mayweather. Guarda che sì, però. Veramente anche i miei giocatori si fanno i cannoni, però, eh. Guarda, guarda, guarda. Niente da fare. Dio che contropiede, Lupoli. Beh, meno male che ha sbagliato, va.
Dobbiamo migliorare anche la resistenza, però è troppo poco. Aia, brutto fallo. Dai ragazzuoli. Bella, questa è una bella sponda. Ma ormai siamo troppo stanchi. Che non mi leva mai quel deficiente. Cioè, che pecchia, cazzo leva, mi ho segnato, siamo tranquilli. 72esimo. Vai comendone. Niente, non ho il tempo di ragionare un attimo, devo passarla, se la passo un attimo dopo è persa. Dai cazzo, bisogna vincerla però, eh. Bisogna vincerla questa. No, Lupoli. Buttala via, buttala via. Molto bene. Buonissima. Il Cume scatta di gran carriera. Il Cume scatta. Madonna, oh, ma non ne tiriamo una giusta dall'angolo. 163 ragazzi, grazie. Cioè, il mio canale è l'unico canale che fa più cose in diretta che non, veramente. A sto punto, cioè, veramente andiamo solo in diretta. Perché, cioè, è impressionante. Fischi arbitro. Oddio, cani per gatto. C'è cani e gatto. No rigore. No, no. Mamma mia. Bel lancio. No, non lo volevo così perché sono stanchissimo. Buttiamola su, fotte sega. Ma perché? Bravo, come ottimo intervento. Va bene, sì. Come decisivo 1-0. Va bene, torniamo a vincere. E come si prende anche un bel voto in pagella. Perfetto. Però vince anche il Frosinone, cazzo. Adesso mettiamo poi a salire qualcosa anche sulla. Ci riposiamo bene qua, però. Bene. Avellino. Bel turno di riposo, perfetto. Titolare, beh. No, ma per Pecchia non c'è. C'è only Cume. Only Cume e si gode. Ok, adesso andiamo su menu giocatore, allenamento. Resiste. Cazzo 3 però, non ho poco. Cioè non posso mettere più di 3. Vabbè, teniamo così e fanculo. Ma quanto? Allora, vediamo un attimo. Dati personali, resistenza, quanto c'ho? Resistenza, beh, 71. Beh, 71 non è tantissimo, però. Insomma. Sì, sì, Pazzini è proprio finito. C'è il capitano, signori, il capitano. Ok. Contro l'Avellino, secondo me è una partita che si può, insomma, vincere. Vai! Sì, abbiamo adesso la forma al massimo, però, perfetto. Abbiamo giocato ogni 3 giorni, forse per quello. Buono, buono. Adesso possiamo fare una bella partita, secondo me. Ecco, magari non con ste robe, però. Ragazzi. Non capisco perché non fanno la grafica comunque next gen anche su PC. Cioè, questa proprio non la capisco, sinceramente. Ok, subito il Kuma inizia. Primo scatto di giornata. Questa è una gran cosa del Kuma, bravo. Non ho capito sto passaggio. Attenzione il Kuma. Mamma che bello! Che bello! Subito una gran cosa. Subito una buona cosa. Occhio però no, Fioi. Per cortesia, grazie. Occhio, non perdiamola. Ok, molto bene. Dai, dai, che ci vuole l'assist giusto, cazzo.
Vabbè, noi lasciamoli torellare. Ottima, ottima, ti prego, prendila, bravissimo. Vai come? No, però no, questo errore. No, questo errore. Questo è veramente un errore grave, però per un giocatore bravo in offensiva. Cioè, questo no, però. Questo non mi è piaciuto per niente. Non mi aspettavo. Speravo almeno nello solo. Cioè, ma con spezzo. Cioè. Occhio, fioi. Merda. Bravo. Dai, lasciamoli torellare. Ecco, appena detto. Bravissimo, bella questa. Questa è bellissima. No, come l'ha presa? Ma che tutti baresi sono? Tutti baresi. No, qua veramente ho fatto una cagatissima io, vabbè. Se quel passaggio così scarso devo giocarla più semplice, forse. Non è mai fallo, Dio santissimo benedetto. Occhio ragazzuoli. Molto bene, molto bene. Questa è una bella possibilità. Puttana merda. Non ho ancora la classe per incrociarla bene. Servono i miei gol di testa, però. Peccato. Cazzo, però sono protagonista. Stiamo giocando bene, dai. Occhio, ragazzi. 0-0 primo tempo. Tiro troppo centrale, non è colpa mia, ragazzi. È il giocatore che non ha ancora la bravura. Io li incrocio al massimo col joystick, ma purtroppo il giocatore è scarso. Ottima sponda. Però la recuperano loro. Portiere. No, ok, ci pensa il Verona, la difesa veronese. No, sono in fuorigioco, bravo, mamma mia. Ancora sul filo il Cume. Stavolta il passaggio fa schifo, però. Stavolta il passaggio fa schifino. Bravissimo. No, non la recupero. Ma perché non la recuperiamo? Questa è bruttina, questa è bruttina. Bravissimo, portiere. Ma si fa anticipare il Cume, purtroppo. Facciamoli giocare, dai. Attenzione, dai ragazzuoli. Non ci credo, fuori di niente. Fuori di niente. Ciao Nabil Safa. Questa l'ho vista dentro. Questa l'avevo vista dentro, cazzo. Dai, raga, sono un attimo concentrato, separo un attimo meno perché sto cercando di capire se è fattibile. Ed è fattibile la partita, ma proprio tranquillamente. Fallo. Ciao Goz Gabriele. Bella questa. Sì, però era impossibile segnare così, dai. Vedi, mi mancano queste cose qua. Non creare ancora. Non creare super. Ma Dio Pontatus. Ciao Mark Nine Nine.
Dai. Darka Troias. Niente, comunque Pecchia per il momento mi tiene. Vai Kume. Vai Kume. Non potevo tirare ancora di sinistra da là. Niente, non ce la faccio, non ce la faccio. Non ho ancora i mezzi tecnici. Anche questa, niente, non dribblo mai. Non dribblo mai, figlio. Non dribblo mai. E ritorniamo allo 0-0. Provo a aumentare i minuti. Forse il ragazzo che mi ha consigliato questa cosa. Forse abbiamo pochi minuti. Forse vediamo, dai. Proviamo con un aumento di mari. Facciamo un po' meno partite, però. No, no. Occhio. Occhio. Lo dà subito il fallo. Dio Pontatus. Questa è molto brutta, eh? Gol. Incredibile, all'ultimo secondo. Incredibile. 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 Non ho parole. Incredibile, incredibile. Il Frosinone pareggia, ma dobbiamo stare attenti. No, Varà, cioè, non ho parole. Contro il Benevento. Sempre titolare. Allora, cambiamo la durata. 7. Ok. Vai. Vediamo con un minuto in più. Vediamo se cambia qualcosa. Ragazzuoli, male, male, male. Una sconfitta incredibile. Vai Kume, questa può essere... no, 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 perché il Kume è un bolso di merda. Ciao Massimo Gialea. Grande, ma com'è andato l'esame? Bene? Qualche dribbling, signori. Rigore, non me lo dà. Ma neanche di testa, che ho parametri altissimi. Dio Cristo. Ma perché così lontano? Niente da fare, niente. Dai raga, col Benevento, se non vinciamo col Benevento non andiamo neanche in Serie A ed eravamo primi, cioè. Dai che roba nostra. Niente, oh, non ne azzecchiamo una, eh. Ragazzi, io ci provo, ma proprio i giocatori completamente cambiano, non se ne è più nessuno della mia squadra. Grande Camporese, un mio pupillo tanti anni fa. Purtroppo si è perso un po'. La Fiorentina sembrava il nuovo Baresi, cazzo. Buono, bella sponda, bellissima. Bellissima. Ma che il porco di vai a fare in culo, però, dai, cazzo.
Se non mi segni queste, allora veramente andiamo... cioè, di sinistra forse è andato, boh, guarda, neanche visto. Tutti che mi chiedono se ha segnato, ragazzi, cioè è veramente vergognoso. Come siamo ridotti. No! E me la frega! E me la devia, ma che sboccio, Fioi. Non ho parole. Ma dove è finito il bomber, Fioi? Cercasi bomber disperatamente. No, impressionante, impressionante. 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 Tutti che si incazzano, ragazzi. Tutti che si incazzano, giustamente. Il Cume non c'è neanche oggi. Neanche in Serie B non si fa la differenza. Però, ve lo giuro, non capisco il perché. Cioè, per me è inspiegabile. Vabbè, il primo anno, però, anche bisogna anche un po' di pazienza, ragazzi. Cioè, non so quanti con questi parametri. Oh, per carità, ci sono i fenomeni, ci sono sempre, però... Anche gli altri anni andava meglio. È quello che non capisco. Che comunque gli altri anni, con questi parametri qua, con squadre simili, addirittura la stessa nel caso del Verona. Questo lo so fare bene ormai, manco questo. Niente, non c'è niente da fare. Un gol... ma basta però con sti passaggi! Questo è buono. Dio. Incredibile ancora. Sì, sì, è quello che fa. Sì, sì, è veramente l'anno dove faccio più fatica. Sì, sì, purtroppo è così. Questa è la realtà. Si fa una fatica tremenda anche a fare le cose più semplici. Altra occasione. Non posso andare avanti perché sono lento. Tiro, me la prendono da fenomeni. Tutti baresi, tutti baresi contro di me. Va bene. Guarda che la perdiamo. Gol di Ceravolo, ma quella al primo tiro. Al primo tiro, Fioi. Vabbè. Al primo tiro. Niente, niente. Niente da fare. Mamma mia ragazzi, mamma mia che dura. Mamma mia che dura. Cioè, sono impietrito. Sono impietrito proprio. Anche oggi si vince domani. No, no, le prendono tutte. Cioè, non c'è storia. Ci vuole un qualcosa, una doppietta, un Eurogol. Solo così possiamo far passare questo momento. Perché non vedo altre cose. Sì, il Pazzini, veramente, non so perché non mettere più Pazzini, però. Solo questo faccio bene.
Però sono sincero, è frustrante comunque che fatalità i difensori contro di me diventano fenomeni. E i miei giocatori non segnano più. Cioè, ok, non ci sono io, ma segnate voi, cazzo. Cioè, so... No, no, non ne prendo una, Fioi. Niente da fare. Mamma mia, ragazzi. Comunque il mister non mi... no, mi ha levato, giusto così. Entra Pazzini, dai pazzo. Io tifo per il pazzo, signori, giusto così. Vai pazzo. Guarda come giocano adesso, guarda come giocano. Guarda come... No, vabbè. Cioè, vuol dire che allora il primo anno deve andare così. Non c'è spiegazione, perché è impossibile. Non c'è altra spiegazione. Guarda come giocano. In verità, fanno cappelle uguali, perché comunque... Prima sostituzione comunque, Vai pazzo. Sì, alla fine comunque le cagate le facciamo. No, no, ha ragione Pecchia, ha ragione Pecchia. Altra sconfitta, ragazzi. Non andiamo neanche in A, non andiamo. Mamma mia. No, non giocano meglio, no, avete ragione, gli altri. Proprio, non lo so, allora a sto punto penso che probabilmente il primo anno deve comunque andare male. Anche se Real Madrid è così. Adesso qua siamo addirittura terzi, siamo. Aspetta che guardiamo un attimo le regole bene. Ah, è fatto apposta. Allora, proviamo, abbassiamo la difficoltà, vediamo. A sto punto proviamole tutte. Non so più cosa fare. A questo punto vuol dire che allora è scriptato così. C'è scriptato. Adesso deve andare così. Voglio dire che sia scriptato, per carità del Signore. Però, intanto vediamo le regole. Non mi ricordo un cazzo. Allora. Le prime due squadre automaticamente la terza squadra promossa alla scelta con un giro nei playoff da 2 a 6. Ok. 15 punti dalla terza alla quarta. Vabbè, ok, solito. Vabbè. Proviamo. Vai. Vediamo un po'. Vediamo un po' con professionista. Almeno ci buttiamo un po' sulle statistiche. Vediamo se è quello, perché secondo me non è quello, Secondo me non è... Non è che non gioco. Secondo me non è la difficoltà. Perché comunque i giocatori... Cioè, io gioco solo con un giocatore, ragazzi. Cioè... Al massimo i portieri sono proprio... No, neanche, non lo so, guarda, non lo so. PS13 sì, tanta roba. Adesso vediamo come va Ganz. Ok. No, mi piace poi io sono punta. Dai Ganz! Sì, però anche loro se ne mangiano, ragazzi. E hanno parametri anche superiori. Vai Romulo e Remo. Stiamo giocando anche bene adesso, Beh, io sono rapace dare, ragazzi, devo fare come sono io veramente. Se no non ha senso e diventa un figo. Mamma mia che gol. Cioè, ragazzi, non sto giocando adesso, Non sto giocando.
Non lo so. Se è possibile. Ve l'ho detto, la difficoltà non c'entra un cazzo. Diventa un mito, la conosco bene. Cioè, sono abbastanza. Cioè, diciamo che diventa un mito, sono molto un veterano perché gioco dal primo PES con questa modalità. Quindi. Io conosco, li posso mettere in difficoltà principiante, non cambia niente. Niente, la prima stagione deve andare così, punto. Posso cambiarla solo con i miracoli. Se mi comincio a fare partitoni. Però cazzo, da prima veramente non arriviamo neanche sesti. Secondo me non arriviamo neanche sesti. Questo è il mio pensiero. Nicola sta godendo, sì. Ma Nicola lo ribecco prima o poi. Entro io adesso mi sono girati i coglioni, però, eh. Adesso basta. Adesso basta. Adesso basta. Cosa si inventa il cubo in aria? E vaffanculo subito! Sì, cazzo! Finalmente mi viene un numero, porca puttana. Ed è pareggio. Ed è pareggio subito. E silenzio. E vaffancuore. Mamma mia che gol. No, non c'entra la difficoltà, non c'entra. È il caso che fatalità mi è venuto il numero. Io la vedo così, ragazzi. Oh, vediamo comunque. Guarda, eccolo qua. Ecco. Chi ha ragione? Chi ha ragione, Fioi? Lo conosco troppo, PES, ragazzi. Lo conosco troppo, raga. Ho solo un po' di spazio in più, per carità. Non lo buttiamo via. Ma è alla fine. Cambia poco. Incredibile, incredibile. Mamma, stavo tentando la rovesciata. Tira! Dio Cristo. Mamma mia. No, no, ragazzi, ma è così. Cioè, Fioi. Cioè, posso fare anche 10 gol. Se devi perdere, perdi comunque. Vai, Kume. Niente da fare. Dai, dai. Niente, niente. Non c'è nulla da fare. Pazzesco, pazzesco. Non... No, veramente fa essere il primo gol con la difficoltà. Sì, diciamo, ecco, in totale. Sì, cambia il totale magari, ma può cambiare, può finire anche 4-3, non cambia niente. Cioè, ripeto, sono tante dinamiche, ragazzi. Cioè, ripeto, fidatevi, un po' di esperienza ce l'ho, ripeto, posso fare anche 3 gol in sta partita. Non cambia un cazzo. Cioè, guarda, giochiamo peggio addirittura. Ripeto, la difficoltà è fondamentale. Ecco, sulla Master cambia tutto, chiaramente. Ma qua è irrilevante. Sì, ok, posso fare qualche gol in più, magari, ma... Ecco, neanche il fallo. Sono anche rotto, visto? Che bello, visto la difficoltà. Pazzesco. Pazzesco. No, sono infortunato di male, bruttissimo infortunio, Fioi, eh. Speriamo bene, speriamo almeno di esserci rotti perché sennò è finita. Ma perché la passa là? Boh, vabbè. Dio Pontus, cos'era? Non mi ricordo neanche più, ragazzi. Dai, ragazzuoli, tutti insieme. Se ne perdiamo un'altra, veramente non andiamo neanche in serie, neanche in playoff, eh. Ma che roba è? Mamma mia.
E si perde anche questa. 3 sconfitte di fila, ragazzi, Ripeto, speriamo di vedere qualche gol in più, ma... Niente da fare. Niente da fare. Dio Pontatus, il Dio Pontatus, raga. Fallo. Ciao Francesco Messina. Impressionante. Impressionante. Ma aveva tutto a parte il gol, che è stata una mia invenzione su un numeretto veramente anche di culo, perché... Dai, sfruttiamo... Niente. Il cazzo sfruttiamo. Hai qualche centimetro in più libero per poterti muovere. Questo dobbiamo sfruttare. Però ti perdi comunque, c'è poco da fare. Meno male che ho segnato, dai, un bel gol, è il gol più bello della carriera finora, anche perché non è difficile, sono fatti... Guarda che roba, guarda che roba. Mamma mia. Baratro. Cittadella. Derby Veneto. Vabbè, allora ripeto, come ho detto, i giocatori nostri non cambiano un cazzo. L'unica cosa che c'è è che c'è, sì, quello spazio in più per fare qualcosa. E che forse è anche giusto con questi parametri che abbiamo. Però, come avete visto, la squadra ha giocato peggio oggi perché abbiamo proprio secondo tempo abbiamo toccato un pallone. Dai, adesso dimostriamo. Adesso abbiamo già fatto 2 gol. Almeno una leggera continuità c'è. Adesso deve veramente cambiare rotta da questa partita. Altrimenti sicuramente non arriviamo neanche ai sessi. Se la pareggiamo la perdiamo. Dai, sfruttiamo. Niente da fare, ancora presa. Bella questa. Niente, peccato. Speravo in qualcosa, in un rimpallo per il mio compagno, ma... Diciamo che la fortuna non è dalla nostra. Vai, vai come bel passaggio questo. Errore del mio compagno, evviva! I miei compagni sono ancora più deficienti, cioè, pazzesco. Vai come... Fuori! Dio Christiansen! Dai. Dai ragazzi, tutti insieme bisogna, come si dice, supportare il Cume. Già lo fate in maniera incredibile, ancora di più però c'è bisogno. Dai raga, dai. Niente. Nulla da fare, nulla da fare. Dai ragazzi, basta con sto dio. Pensiamo alla partita perché sennò non segno, fio, se cazzeggiamo, se non ci sono i cori per il Cume, si cazzeggia, qua non si vince. Bravi, dai. Buono. Oh, ma veramente, è pauroso però, Pauroso. Pauroso. Se riusciamo all'impresa di giocare anche peggio.
Dai Kume, spacca sta porta. I coglioni, spacca. Vai, tira, tira! Gol, dai. Bravo Siligardi, 1-0. Catroia, oh. Un rimpallo finalmente. Ciao Max Maxi. Dai, adesso segnalo anche... dai, meno male, qualche gol in più lo vediamo. Bello. Dai ragazzi, dai, recuperiamola. Vai portiere. Madonna. Parata plastica del portiere che non serve a niente. Dai Comendino. Vai Comendissimo. Niente da fare, niente da fare. Cerchiamo di non prendere gol magari. Dai, adesso devo tornare dal fuorigioco, cerco di non correre per non stancarmi, ma comunque... sì, grazie Alberto Scarparo. Vai. Cerchiamo di dare un po' di continuità con qualche gol in più. Facciamo una fatica tremenda, purtroppo. Vai Kume. Nessun dribbling riesce al Kume, solo quello là è riuscito. Bellissimo gol, per carità, ma... qua passaggio veramente del cacchius. Ah, Dio mio. Bravo. Almeno ha recuperato in difesa, dai, ma cerchiamo di vincere quantomeno. Sì, dai, basta col Pintus. Sì, col Pintus, col Ponti, Tatus, non mi ricordo che più che cazzo ho detto. Finora ho fatto 2 gol, ho fatto, sì, 2. È un po' migliorato la media, dai. I tifosi del Verona sono ancora un po' così sul Cume, eh. Dai, un rimpallo favorevole, cazzo, niente. Fallo, chiaramente lo fischia. Beh, certo, era una regola del vantaggio, ha dato ma era fallo, secondo lui. Dai, va bene anche l'1-0, anche se non segno io, mi basta vincere. Cioè, minimo secondi, cazzo, eravamo primi, tranquilli. Cioè, erano, anzi, perché hanno giocato loro. Adesso va fuori. No, bella. Però... sono forti i miei giocatori, eh. Fallo. Che gol del Verona, signori! Bravo. Grandissimo Greco, 2-0. Mamma che gol. Finalmente, dai, finalmente una partita decente, raga. Fallo. Ma cosa? Ma perché? Cioè, ho capito che sono bravo nelle acrobazie, però... cioè, nella rovesciata da là viene giù praticamente YouTube Italia, YouTube Spagna, YouTube Venezuela, cioè... Cazzo, bravo rovesciate, neanche capace di stoppare una palla. Almeno sta partita l'abbiamo giocata bene, quantomeno. È già qualcosa. Che cazzo vado in difesa che mi stanco. Vai.
Ecco, almeno questa, insomma, spero di portarla a casa, ecco, perché se non vinciamo neanche questa. O comunque mi marcano ugualmente, cioè, cambia veramente un cazzo. Bello sto cross, interessante. Grazie, Football Show. Ciao Alessio Musetti. Vabbè, mi ha fatto uscire l'allenatore. Ci sta, è giusto così. Dai Pazzini, vai pazzo, bravo pazzo, vedi? Cioè, è il pazzo perché scarta, perché ha dei parametri accettabili. Bravo pazzo, però poi la perde. Benedetti. Facciamo un bel clean sheet, ragazzi. Voglio il clean sheet come indiano, Romulo. Certo che i falli veramente è dura, eh? Fuori gioco. Vai pazzo. Bravo! Fuori gioco, peccato. Vai Greco. Siligardi. Niente, però anche Pazzini fa la crisi anche per il pazzo, eh? Dai, segna Pazzini, segnami un gol. Ok, al tombolato 2-0, manco male. Bene, dai, sono contento. Almeno è arrivato almeno è arrivata la vittoria. Comunque sei in pagella, non male, c'è di peggio. Certo che si fa una fatica, raga, mamma mia. Oh. Adesso vincono tutte davanti, chiaramente. Controllarina. Controlla bene a calcio. Controllatina. Ok. E andiamo. La serie di sconfitte si ferma a 3. Com'è? Ok. Ciao Alice Beck. Striscione per il Cume. Cume, facci sognare. La Leotta ormai me l'ha promessa, ma dobbiamo... Cioè, bisogna migliorare, Fioi, se no... Diluvio. Perché può arrivare il gol sotto diluvio. Ne ancora un assist, poi altra cosa stranissima, per quanto insomma io sono un bomber di razza, almeno ero un bomber. Però neanche un assist, veramente di tutto succede. Eccola là. Bravi. Campo pesante, no, li sento pesantissimi. Sento pesantissimo il Cuba. Più del solito, bene. Triplettone adesso. Lo sento fuori forma, quindi triplettone, perché pensa il contrario di tutto. Vai Cume! Mamma, oh, mi fermano subito, eh. Ciao Andrew. La Leotta almeno doppia cifra, quindi almeno 10 gol, cioè... La vedo un po' dura a questi ritmi. Vai Cume! Di testa! Sulla linea, ma puttana. Dai, per la Leotta. Ecco. Dai, vuole la doppia cifra la Leottina. Bella questa! Troppo lunga di pochissimo. Pinsoglio, ragazzi. Ciao Matteo Anselmi. Dai, Fioi, dai. Comunque la sfortuna è dalla nostra parte, purtroppo, eh. Perché possiamo giocare in avanti, non la porta è di là, grazie. Campo pesante, signori, campo pesante. Molto bene. Niente, questi sono tutti i miei gol, non ne faccio. Una non la prendo neanche, oh.
Comunque ragazzi non mi sto sbagliando di tanto su com'è veramente. Il diventa un mito. Oddio, i numeri del come non servono a un cazzo, va bene. Calcio d'angolo. Ciao Christopher Matteucci. Meno 8 dalla Leotta, fioi. Di testa e c'è il... Non ci credo. Non ci voglio credere. Sta l'ho vista dentro. Prova la sciabolata il cume. E stiamo giocando noi, eh. La stiamo giocando noi. C'è questo passaggio in mezzo proprio tra me e i due difensori. Chi la prendono? I due difensori, chiaramente. Occhio. Eccolo qua. Mamma mia. Cioè, io cosa posso fare? Le sto tentando tutte per dare continuità. Vabbè, bel passaggio dietro del cume, molto utile. Questa è buona. E, cioè, ma cosa posso fare? Marcato. Riesco comunque a fare il miracolo, la tiro il più angolata possibile con lo spazio che ho di tiro, la para. Fioi, cioè... scusatemi, ma non mi prendo colpe su questo tiro. Cioè, non potevo fare altro, Fioi. Ancora il cume, fuori gioco. Ciao. Rodoto diletta, Fioi. Eh sì. Siamo già stanchini, però. Ma non potevo tirare col tiro di precisione, secondo me, perché... non avevo lo spazio. Non ho ancora la tecnica, e poi il suo effetto c'è un parametro schifoso, rischio di tirarla lentissima. Se non l'avrei già fatto, ragazzi. Comunque ci provo, dai. Se volete, faccio quello che volete. Sapete che siete voi a comandare. E c'è il gol sul tiro del cume, vaffancuore. E vaffancuore. Zuccolini, grande Zucco. Molto bene, molto bene. Vai Cume! Panculo. Vai! Vai! E c'è il gol! Io sto qui, mangiatevi il pacco! E arriva il gol del Cume. Grandissimo gol del Cume. Oh, finalmente, dai, finalmente ci stiamo leggermente svegliando. Dai che forse adesso è andato. Dai che il Latina è scoppiato forse, speriamo. Ecco, l'ho detto, fioi. Meno 7 dalla Leotta, fioi. Ma la strada è ancora lunga. Bravi, bravi. Qua poteva non perché l'ha persa. Dai ragazzuole.
Vuole la prima doppietta, però devo ancora fare una doppietta, fioi. Grande Pinsoglio. Fallo del Cume che vabbè, ok, ci può stare però. Dai che come sta cominciando a carburare, finalmente, finalmente. Finalmente ragazzi. Dai Cumendone, bravissimo Cume. Mamma mia. Ragazzi, ci sono problemi con la diretta? Perché io non ho problemi. Paponi. Grande sponda. Dai che forse la possiamo vincere anche questa. Dai, beh, niente da fare. La doppietta non arriva. Raga, ci sono problemi? Aspetta un attimo. No, va bene, ok. Boh. Dai, un po' di ossigeno, raga, un po' di fottutissimo ossigeno. Eccola là. Mamma, meno male. Ottimo, ottimo. Dai che è finita. 3 punti importantissimi. Molto, molto bene. Dai, pian pianino ragazzi, pian pianino. Stiamo anche salendo forse un po' di livello. Un ball 7.0. Pecchi è contento e Nicola silenzio. Silenzio Nicola, silenzio. Ok, ci stiamo, ok. Meno 2 dal Carpi, quello è l'obiettivo. Ormai c'è il Frosinone, comunque è un ritmo 72, stiamo un po' migliorando. Piano piano. Non sono in nazionale, ma perché? Dai cazzo, è incredibile, incredibile, incredibile. Saliamo sempre al gol. Anzi, mettiamo il salvataggio automatico, così ci togliamo dei coglioni sta roba. Tanto non riavviamo, perché quella volta che l'abbiamo fatta è stata una cagata, veramente. Meno male, cioè è proprio impossibile da fare. Ah sì, non era 71 prima, scusa raga. 72? Boh, vabbè, sarà 71. Scusate, allora chiedo venia. Virtus Entella, dai, altri 3 punti voglio. Comunque Pecchia veramente mi lobba Pecchia, eh. È impressionante. Pecchia mi vuole continuamente, cioè vuole il mio corpo Pecchia. Divisa, mettiamo una divisa diversa. No, non so se forse l'abbiamo già messa, non lo so. Bellissima questa. Mi sto rincoglionendo, forse era... Ma l'abbiamo già messa la nostra divisa. No, il cume è partito proprio. Sono stanco, raga. 8 ore di lavoro più 3 ore fuori, sono devastato. Vai. Dai, raga. Altri 3 punticini per cortesia. Una squadra che si può tranquillamente battere. Vai, Cume. Ma ecco, questo è un tiro da Cume, cazzo. Questo è un tiro da Cume. Ottima spona, siamo partiti molto bene. E il nostro problema è questo, da palla ferma, se prendiamo la palla addosso, la perdiamo 100 volte su 100. Questo è un bel passaggio. E silenzio. Gol del Cume. E io sto a chi? Subito 1-0, bravi raga.
E vaffancuore, vaffancuore. Ci stiamo svegliando, piano piano. Ci stiamo svegliando piano piano. Guarda come giocano, guarda come giocano. Peccato. Si sta svegliando il talentissimo, ragazzi. Sono dolori se si sveglia. Tanto Nicola, dove sei Nicola? Nicola. Caputo. Attenzione a Beretta, Caputo. Ci stiamo abbandonando il 0-0 per fortuna. Che però qua adesso già comunque meno rispetto al Crotone, che era veramente una roba. Ci voleva un po' l'intesa con la squadra. Speriamo sia quello. Non cantiamo vittoria, però sto gioco è bastardo. Eccolo qua, hai visto? Occhio. Visto ragazzi? Cioè, non si può mai stare tranquilli. Recupero pochi palloni ancora, però, quello sì, che una volta era il mio cavallo di battaglia. Dai che la Leotta comincia a godere piano piano. C'è bisogno del doppiettone, però, Beretta. Però non è finita la partita, ve lo dico già. Dobbiamo chiuderla perché 1-0, secondo me, la vedo durissima. Beretta. Salamino Beretta. Vediamo se me la lancia là. Dai, lanciamela, lanciamela, lanciamela. No, pensavo di essere da solo, cazzo. Comunque con meno uomini, vabbè. Vabbè, godo come un riccio, sei da tipo da PES 1728, cioè impressionante. Vero, non è in quell'azione da fermo così che prendo la palla addosso così, non la azzecco mai. Cioè il numero 95 non chiedo il 9 perché ancora non lo merito. Dai fioi. Non lo so, 1728 così un po' a caso, signori. Vai. Dai ragazzuoli, dai ragazzuoli. Bravo. Volete la doppietta? Vediamo, però, ripeto, sto Intella non mi sembra rassegnato, tutt'altro. Guarda come giocano. Ok, non potevamo perderle tutte, cazzo. Niente. Ci siamo dopo il gol, siamo un po' di... Boh. Dai. Bella. No, queste azioni non sono ancora in grado di farle, purtroppo. Vogliamo la promozione, cazzo. Con quel porco di Nicola. Dopo andiamo a vedere cosa combina Nicola. Tutti vogliono la doppietta. Tanto vinciamo 1-0, già sono contento, fioi, Da quel che rimpallo lo vinciamo adesso, meno male. Un cume macchinoso. Chi è Nico? Chi è Nico? Tutti contro il Nick, signori. Tutti contro il Nick. Esce Beretta, esce Salamino. Voglio un gol di testa, cazzo. Mamma, eccole qua. Queste sono le tipiche azioni del cume anche nella realtà, ragazzi. Questi gol sporchi, stupidi, sbuco, tac.
Comunque una partita, sì, diciamo comunque non scoppiettante. Siamo comunque il Verona, quindi la più forte di tutte in Serie B, anche come parametri, ma non si vede tanto questa cosa. Ocio? Mamma mia. Oh, finalmente uno stop decente. Voglio il gol di testa, io sono al bomber di testa, cazzo. Mamma, il Cume cosa mi stava regalando? Cosa mi stava regalando il Cume? Non so come. Ecco, eccole qua, le cose sporche del Cume. Sì, basta con sto dio Pontatus, se no veramente cancello questa parola dal vocabolario cumendiano, eh. Vai Cume di testa. L'incornata traversa! Non ci credo! Non ci credo. Traverso a palo, non ho neanche capito, ma perché? Ma perché? La maledizione del gol di testa. E col Verona il primo anno l'ho fatto all'ultima giornata. Oh no, scusami, è la prima della seconda stagione, in realtà. Ah, peccato, vai, il Cume se ne va. Il Cume fa una cosa che non ha mai fatto in 100 anni di carriera. Qua, ho preteso un po' troppo, sinceramente. Dai, siamo ritornati a giocare bene adesso. Oh, il Cume si è svegliato, ragazzi. È molto più veloce adesso. Come non è calcio d'angolo? Ma perché? Boh. Non l'avevo capita questa. Troiano, è un giocatore che ama molto andare a Troia. E dopo il Verona al Monaco, ragazzi, mi viene la lacrimuccia. La lacrimuccia guendiana. Grande Cume, madonna che spondone. No! Il Cume, la sal... Non ci credo. Non ci credo mai, non ci credo. Non credo in nulla, non credo, ma vaffanculo, che sfiga. Guarda Caputo, attenzione che la paghiamo sti errori, li paghiamo sti errori. Finisce, sì cazzo, 1-0, dai che ci siamo. Buono, buono, finalmente un buon Cume, dai. Manco male. Ok, 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 ok. Dai che siamo là. Oh, Carpi le vince tutte, fatalità. Oh. Dio Cristo. E Veneziano nella squadra del mese. Ciao ragazzi, ciao. Tanto Verona. Finalmente un po' di soddisfazione. C'è l'Ascoli picchio. Mamma mia. No, beh, canonieri. Ci vuole ancora un secolo per entrare in classifica. No, forse vediamo. No, no, impossibile, dai. It's impossible. Vai. Hai ragione Massimo Gialea, vedi, è molto intelligente, un commento che ho fatto prima, bravo. Purtroppo recupero molti meno palloni e questo può essere un problema, eh. Quanti gol ho ragazzi? Non mi ricordo più. 5 gol, no? 3? Mi ricordo più. Ne ho fatti talmente tanti che non me li ricordo. Che inizio di mamma mia. HCA, cazzo. Ciao Giovanni Borelli. Oh, il Borelli, signori. Il Bore. Mamma che sfiga. 4 gol, ok. Cala, se la gode, cala. Ancora 122 siamo, cazzo. Impressionante.
Il mio canale va meglio nelle dirette, è pazzesco, cioè non la capisco sta roba, mai capita. Sono l'uomo della diretta io, e della diletta. Comunque mi ha fatto bene andare in B, assolutamente. Sono veramente soddisfatto della scelta comunque. Ho fatto bene della... Sto al Verona anche... Se andiamo in A sto al Verona. Voglio vedere cosa riesco a combinare. Perché hanno creduto in me, Pecchia mi ama, cazzo. Posso crescere tanto giocando sempre. Attenzione al cume, lunga, lunga, lunga. Ai ai ai. Come la difficoltà? Sì, vabbè. No, aspettate, sono un attimo concentrato perché voglio assolutamente vincere anche questa. Eh... No, no, c'è ragazzi il Paul Heyman, ragazzi, il mio manager, il mio general manager. Attenzione Cacia. Meno male che ha sbagliato completamente lo stop. Perché ste robe? È già finito il Magic Moment? Oso Cacia. Mamma mia, qua rischiamo. Si soffre ragazzi, si soffre. Cacia, fuori. ...28 minuti, è successo veramente un cazzo in sta partita, almeno dalla nostra parte. Ma cos'è sta roba? Mamma mia. No, guarda chi c'è, incredibile. Ciao Yuri. No, porca miseria. Non riusciamo a trovare il gol in sta partita. Purtroppo. Mamma mia, l'Ascoli, mamma mia, la Juventus praticamente. Bella spondona. Perfetto. Dai, passala di là, niente da fare. Ogni tanto i miei giocatori stanno sul cazzo. Questa è lunga forse? Eh sì, purtroppo è lunga. Ciao Francesco Masini. Oh sì, l'over è 72 il totale. Ok. Niente, partita veramente di una pallosità immensa. Andiamo a fare un cambio gioco. Bello, questo non è male. Niente, il mio giocatore la sbaglia. Oggi Verona non c'è, concordo. Beh, forse sono rapace d'aria, magari quello è un po' il problema, però boh, sinceramente ho sempre messo questo come carta, diciamo, come abilità principale. Buonanotte, Goz. Mamma mia, che brutto Verona. Che brutto Verona. Bello, un bel passaggio, grandi. Un giocatore...
Ai ai ai. Io comunque, io ho rivisto il canale, bravo, sei anche tu un po' pazzo però, eh. Lasciatelo dire, cioè... Purtroppo uno sano non ce n'è nella nostra zona. Io sono in fuorigioco, ma va bene. In realtà sto guardando la chat, quindi... Mamma mia. Il Pro Club non lo so, sinceramente. Come ti amo, grazie, anch'io ti love. Ecco, e se la ride il buon Yuri. Tutti pazzi qua, cazzo, tutti rincoglioniti mentali. Mamma mia. Oh, però ragazzi è una squadra veramente di rincoglioniti, cioè veramente, cioè, gioca meglio il Milan, ragazzi, che è tutto dire. E ricordo sempre che il Milan è la mia squadra. Cioè, cosa fa questo? Ma cosa fa? Questo fa i numeri alla CR7? Madonna, ma è impressionante. E dopo fa sti errori. Ma perché non posso controllare tutti i giocatori? E nessuno. Autopassaggio, molto bene. Dai, il cross di una punta, bellissimo. Se fa. Può essere. Dai, il golazzo di testa. Cioè, neanche è andato a vuoto, è andato. Mamma mia, raga, mamma mia, no, basta, non la chiamo più. Ho capito che se la chiamo troppo i giocatori si rincoglioniscono. Ciao, Rad. Ecco il Pro Club, tanta roba, è vero, però... Se lo sappiamo, questo canale qua, PES, è incredibile. È sempre PES. Dai, una cacchio di azione decente. Questo... neanche calcio d'angolo? Sì, beh dai, penso di sì, cazzo, sì. Picciottino. L'autopassaggio è il top, sì. Dai che sono da solo. Sì, ma non così. Di testa il Cume, ammazzato dal portiere. Ah, Dio Cristo, figlio, che stanco che sono. Ma per poco anche autogol clamoroso. Ciao Claudio. Claudio Cla. Niente da fare. Questa partita proprio l'abbiamo giocata da culo. È mancata la squadra. Il secondo posto è utopia pura, però, purtroppo. Questa è lunga. Cioè, non sanno fare un passaggio, ragazzi. Esce Veneziano. Ed entra Giampaolo Pazzini. Dai, pazzo. Vediamo se il pazzo mi risegna un gol. Sì, siamo arrivati a 122 spettatori, pazzesco, contando, insomma, il canale era anche in una fase abbastanza... Vai, Romulo e Remo, niente. Però la squadra gioca molto veloce così. Vai, Romulo, ma vaffanculo. 0-0. Al del Duca, male, molto male. Ma guarda che Yuri, il Bode aveva un canale, poi purtroppo per motivi di robe l'ha mollato, però vuole riprendere con le dirette. Infatti si pensava, visto che comunque anche tu, insomma, sei un po'... insomma, sei pazzo come noi e soprattutto... tu devi sapere che qua qua sul canale c'è una specie di frase celebre che è porco, quindi anche tu sei un po' il porco della situazione, quindi sarebbe bello magari fare anche un video insieme, tutti insieme, fare insomma due risate, un po' di cazzeggi generali. Se vuoi magari ci possiamo sentire e possiamo organizzare qualcosa se vuoi. Ah, lo scherzo che ha fatto al Bode oggi, madonna, c'ho la registrazione, cioè veramente un godimento devastante proprio. Un godimento, povero Bode, madonna. Mamma mia. Oh, bene, bravo. Bravo Yuri. Me lo godo questo Yuri. Vabbè, per fortuna il Carpi ha perso, siamo a -1, se non ricordo la classifica perché non la cago mai, però... con la Ternana bisogna vincere.
Diciamo, cioè, ero al lavoro perché ogni tanto mi sono preso una piccola pausa. E ho detto, facciamo sta cosa, ciao. Ero in pausa pranzo, povero Bode. Umiliato così il Paolo, figli. No, no, col programma, no, no, col programma, anche perché non potevo, ero in ufficio, cioè. Però troppo divertente, no, sono in fuorigioco. Ok, adesso forse sono rientrato, però comunque l'ho sbagliata. Ma no, sto passaggio, guarda che campo ho messo male, cavolo. Che stronzo. Ci sono un po' stronzo, lo ammetto. Madonna, comunque ancora la registrazione, ragazzi, il bode è finito. Perché ho iniziato a fare un altro scherzo, però su una cosa un po' più pesante. Dopo ho detto no, andiamo con la luce. Ciao, Fioi. Però sei stato anche bravo, sinceramente, perché ha mantenuto anche la calma. Bella questa, va un cross. L'assist. No, ma che testa ha? Ma come cazzo fai a tirare così di testa? Mamma mia. Ciao Alessandro Bini. Come è a Monza, magari, cavolo. Io sono un regista di film porno, ragazzi. Questa è sempre stata la mia mansione fin dall'età di 7 mesi. Vai Cume. No, io non ho parole per descrivere, ma che cazzo fai, Cume? C'è il posto di tirare la passa, non lo so, non lo so. Colpa vostra che guardo la chat. Mamma mia, che cagata. No, purtroppo c'è ancora il cumulativo ogni tanto, non capisco, ma mi sembra un po' strano in un gioco del 2017. Questo è un buon passaggio. Porca miseria. E niente, purtroppo non di sponda. È impossibile. Stiamo giocando anche benino, ma non arriva. Il Cume, sì, è famosissimo. No, Yuri piuttosto è famoso, ragazzi. Cioè, Yuri è un super bomber, ragazzi. Questo se le cuca tutte, eh. C'è una roba, raga. Lo chiamano il martello pneumatico della laguna, raga. Questo è il signor Yuri. È così, ragazzi. Yuri è così, è il martello pneumatico della laguna. Cioè, non è colpa mia. Tutte se le conquista. Dai, porca puttana. Questo è un buon dribbling. Grandissima azione di sinistro. Ai, sì, di sinistro, di destro. Ma non capisco più neanche. Come di testa, bello. Guardatelo, Taglia Cagnotto, ragazzi. Il tuffo alla Taglia Cagnotto. Dai, un gol per Yuri, cazzo, se lo merita. Comunque c'è il suo canale che è impossibile da pronunciare, quindi il canale del. No, Yuri, se vuoi. Se vuoi fare un po' di spam, vai tranquillo, nel senso non è spam. Anche lui è un veneziano un po' pazzo, quindi. Insomma. Mamma, fuori di poco. Perché io sono un bravo ragazzo e voglio dare una mano ai miei amici, quindi assolutamente il canale di Yuri, un canale da tenere in considerazione. Vabbè, sono stanchissimo, raga, cioè dopo 3 ore di lavoro sono tornato a casa alle 21:10 e alle 21:15 ero già in diretta, cioè ragazzi, rispetto per il Cume, rispetto per questo ragazzo che non riesce più a segnare. Il momento magico è durato 2 partite, Fioi, mamma mia. Peccato. No, no, beh, a parte gli scherzi, Yuri, guarda che volentieri, ho visto che poi sei bravissimo con la grafica. Complimenti. Secondo me devi però migliorare i gradi di pazzia, nel senso non è ancora, secondo me,
il pazzo vero conosciuto quest'estate, cioè è ancora un po' tirato, io voglio proprio il rincoglionimento cronico, cioè i vaneggi non devastanti, di più. Ma che cazzo? Mamma mia, anche Yuri ha preso abbastanza male, purtroppo. Mamma mia. Niente, ormai è finita, Fiori. Sì, tutto quello che vuoi, Yuri, però sei rimasto fuori un po' anche tu, dai. Devi ammetterlo, vecchio, cioè. Devi ammetterlo. Niente, basta. Penso che questa è l'ultima partita, ragazzi. Sono cotto. Veramente, prima che stare attento né alla chat né neanche alla partita. Ah sì, la polvere, ma per forza, perché io cerco Snorlax e volevo potenziare lui, non ho mai trovato, porca miseria, mi sono tenuto tutta la polvere per Snorlax, mai trovato, ma vaffanculo, va. Ai ai ai, Fiori, sono cotto, ve lo giuro. Notte notte, Tommaso, sono veramente finito. Se la ride qua, se la ride il porco di Yuri, maledetto. E lui a San Francisco con i trucchi, maledetto proprio. Dai, Comendino. Un golletto, un golletto. Bello. Ma che cazzo fa? Ma chi è? Ma è Carla Frazzi, Dio Cristo. Boh, sono troppo stanco. Ma insomma, Yuri, come mai Scusate se parlo un po' con Yuri, però non me l'aspettavo in chat. Come mai sto canale, cioè, così? Oppure il tuo obiettivo è quello di diventare il nuovo Favisei? Favi Yuri, il buon Favi Yuri. Ciao Alessandro Zincaro. Ciao Mario Fanelli. Mamma mia, vedo triplo, cazzo. Niente, non riusciamo più a trovare un cazzo di gol, eh. Cioè, incredibile. 2 partite siamo durati. Nicola se la gode, sì. Come se la allunga un po', mamma mia, non ha proprio tocco di palla, non un cacchio. Ma pensati, no, non ho letto purtroppo il messaggio. Non ho capito se Yuri, anche lui ormai è rimasto fuori, è colpa perché se ti mevardi sempre, Vezzo, è grave. Comunque anche il Bode è un canale Dark Side of the Bode, però non ha più, i video non ci sono più. Però sentilo perché ha fatto vedere anche lui il canale. Qualcosa insieme si può fare magari se hai voglia, ripeto. Beh, ma tu hai già tutte le donne, dai, Yuri. Che a noi non lasci più niente ormai. Niente, fallo anche, boh, vabbè. Ciao ragazzi, adesso questa è l'ultima partita. Vi ringrazio ragazzi veramente per il supporto, non me l'aspettavo. C'è sto canale, forse la diretta per il Cume
nel top, perché comunque diciamo che sono abbastanza fermo, ecco, rispetto a una volta, se penso a che 1000 iscritti al mese, ormai 1000 iscritti ogni 10 anni, che per realtà sapete a me non frega niente, però... ma sono le donne vecchie, ti capisco, cioè... Potrei scrivere un libro su sta cosa, madonna. Infatti ormai mi sono convertito, ormai sono un prete, sono il padre Ralph di Uccelli di Rovo, ormai basta. Come si è ritirato dal mondo. Vai, un colpo di testa decente, madonna. Niente, raga. Ma ho visto che è già a 190 iscritti, mi sembra, o sbaglio? Ti che ragione, invece, ti che ragione. A 90? Cazzo, avevo letto, non so il perché, forse mi sbaglio, ma... mi sembra tipo già in tripla cifra. Vabbè, comunque 90, hai aperto il canale da una settimana, due, ma mi sembra buono, dai. Bravo. Eh sì, è durato pochissimo, raga. Vediamo un attimo la classifica. 3 punti dal secondo posto, però insomma il Bari è quantomeno distante. Va buon, raga. Ok. Scherzo, ok. Ragazzuoli, io qua abbandono la nave, sono cotto veramente. Domani è venerdì per fortuna, vediamo che domani se, insomma, non so, forse domani non ci sono per la diretta comediana, comunque insomma su Telegram c'è tutto insomma, tutti gli aggiornamenti in tempo reale, quindi. Allora, notte Nicola Rocchi. Certo che saluto tutti, assolutamente. Allora, raga, un saluto dal Comendone. Grazie per il supporto, veramente. 120, 150 siamo arrivati, mi sembra, 140 se non ricordo, ma comunque è un numero altissimo. E niente, fio. Se domani ho la possibilità, ve li diretta, se no vediamo, magari domenica, sabato sicuramente no. Note a Polema, note a Mirko, Manuel Football, Andrea Follin, Giovanni Borelli, Darkstar, Nicola, tutti quanti, se non posso salutare tutti perché sennò insomma non devo fare un torto a nessuno. Saluto Yuri, grazie per questa sorpresa. E niente, ci sentiamo quando vuoi per magari un video, qualcosa. Perché ho visto e comunque, ripeto, si vede che sei un po' all'inizio su certe cose, però la pazzia c'è. eh, Puoi arrivare a 32.975 miliardi di iscritti, secondo me. Ciao Vecchio, un abbraccio a tutti, grazie. Ci sentiamo alla prossima. Ciao!